Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Rientra la guerra dell'acqua tra Enna e Caltanissetta, trovato un accordo tra le due province grazie anche alle piogge degli ultimi giorni. Smobilitano sindaci e cittadini che avevano occupato la diga Ancipa. Torna in Italia Filippo Mosca, la Corte d'Appello ha deciso l'estradizione per il giovane di Caltanissetta detenuto in Romania con l'accusa di droga. Mandato in presidenza per punizione, un 14enne colpisce la dirigente dell'Istituto Amaiori di Noto che è finita in ospedale in stato di shock. Nuova ispezione all'ospedale Papardo dopo la serie di morti sospette, sentita anche la direttrice. Caro voli, costi alle stelle per i collegamenti con la Sicilia, gli aumenti potrebbero avere ricadute anche sul turismo del periodo natalizio. La festa di Sant'Agata nel segno di speranza e libertà, diverse le novità nelle celebrazioni dell'anno prossimo presentate oggi a Catania. Nasce a Catania la casa per accogliere i padri separati in difficoltà. Il vincenziano Padre Sirica, qui potranno ospitare i loro figli. Calcio Serie C, cammino deludente per il Catania tra occasioni sprecate e infortuni. Domenica i rossazzurri cercheranno il riscatto contro il Taranto, ultimo in classifica. La guerra sulla diga Ancipa, c'è l'accordo smobilitato, l'occupazione che aveva visto i sindaci di 5 comuni della provincia di Enna protestare contro la decisione della cabina di regia regionale di condividere l'acqua con i comuni di San Cataldo e Caltanissetta. Sentiamo Orazio Longo. Grazie alla pioggia che ha fatto alzare il livello dell'acqua di oltre 80 centimetri, si è reso più facile raggiungere l'accordo con i sindaci dei comuni dell'Ennese che avevano occupato la diga Ancipa. A sancire la pacificazione una riunione svoltasi in prefettura a Enna alla presenza del prefetto e del coordinatore della cabina di regia regionale per la crisi idrica, Salvo Cocina, in videocollegamento. Dopo le proteste che avevano causato il distacco del flusso d'acqua verso i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, con Sicilia Acque che aveva annunciato una denuncia contro i responsabili, si procede alla smobilitazione, un accordo che ci ha visti uniti sulla stessa linea, spiega il sindaco di Nicosia Bonelli. Tra un paio di giorni la nuova condotta che dovrebbe portare acqua alle zone del Nisseno dovrebbe essere pronta. Dunque, spiega ancora Bonelli, l'erogazione dell'acqua dalla diga verso Caltanissetta e San Cataldo è condizionata al fatto che il volume dell'Ancipa non scenda sotto i 400.000 metri cubi. Se dovesse succedere, abbiamo chiesto e ottenuto che l'erogazione sia immediatamente sospesa. L'accordo prevede che le condotte vengano aperte su Caltanissetta per 3 giorni per consentire l'accumulo e 3 giorni per l'accumulo nei serbatoi dei 5 comuni dell'Ennese. Questo potrebbe consentire di ridurre le turnazioni che oggi prevedono l'acqua ogni 6-7 giorni. Accolgo con soddisfazione i risultati dell'incontro sull'emergenza idrica, ha detto il presidente della regione Schifani. Grazie alla collaborazione tra enti e all'attivazione dei nuovi pozzi di Butera sarà possibile assicurare una distribuzione equa e sostenibile senza compromettere le risorse del bacino. Filippo Mosca, il giovane di Caltanissetta detenuto in Romania per importazione di droga, sarà estradato in Italia. Anche per lui, come per l'amico Cammalleri, la Corte d'Appello ha disposto il rientro. Rita Cinardi. Filippo Mosca sarà estradato in Italia anche per il giovane nisseno detenuto in Romania insieme all'amico Luca Cammalleri per importazione di sostanze stupefacenti. Questa mattina è arrivata la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha riconosciuto la sentenza del Tribunale di Costanza disponendo il suo rientro per continuare la detenzione in Italia. Adesso per Filippo Mosca, così come per Luca Cammalleri, per il quale era stata emessa sentenza il 13 novembre, saranno attivate le procedure di trasferimento che avverrà con tutta probabilità all'inizio del nuovo anno. La mamma di Filippo Mosca, Ornella Matraxia, che da sempre ha lottato per aiutare il figlio, inizialmente detenuto nel carcere di Costanza in condizioni che la famiglia ha definito disumane, ha commentato positivamente la sentenza che quantomeno consentirà al giovane di trascorrere il resto della pena in un penitenziario italiano. I 2 nisseni, che già hanno trascorso in carcere 1 anno e 7 mesi, dovranno scontare altri 6 anni. Da una parte sono più serena che Filippo arrivi in Italia, ha detto la mamma, dall'altro c'è l'amarezza di una pena troppo severa
galera, 8 anni e 6 mesi senza un briciolo di prova e con un processo farlocco, ha commentato. La famiglia di Filippo Mosca ha fatto ricorso alla Corte europea e farà di tutto per far sì che venga rivista la condanna. Filippo Mosca e Luca Cammalleri furono arrestati in Romania dopo che una ragazza che era in loro compagnia si era fatta recapitare un pacco nell'albergo dove stavano trascorrendo le vacanze, all'interno del quale la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la piena responsabilità del possesso della sostanza stupefacente, i 2 nisseni sono stati condannati. Ancora un'aggressione tra le mura scolastiche. Un 14enne avrebbe aggredito la preside della sua scuola, l'Istituto Maiore di Noto. Per la dirigente nessuna ferita, ma tanta paura. Francesco Aloi. Classi sempre più fuori controllo. Tra i banchi di scuola succede ormai di tutto, anche che un alunno di terza media colpisca la preside del suo istituto, il Maiore di Noto. Tutto sarebbe partito in classe quando il 14enne avrebbe lanciato qualcosa dalla finestra, forse una sedia. Così la professoressa gli avrebbe intimato di andare in presidenza. Un gesto disciplinare che in genere fa tremare le vene ai polsi degli studenti, ma non questa volta. L'alunno, convocato dalla dirigente, avrebbe reagito alla ramanzina o alla minaccia di un provvedimento, colpendola di sorpresa. La donna è stata portata in ospedale, non avrebbe ferite gravi ma sarebbe sotto shock. Una notizia che ha scosso tutto il paese e sulla quale dovranno fare chiarezza i carabinieri della compagnia. Pare che il ragazzino abbia un vissuto complicato e sia ospite di una casa famiglia. Le aggressioni ai docenti intanto sono sempre più diffuse. L'inasprimento delle pene per chi insulta o picchia il personale scolastico sembra non fare paura. Nuova ispezione, la seconda dopo la serie di morti sospette all'ospedale Papardo di Messina. La procura sente anche la direttrice generale. Francesco Triolo. Le infezioni correlate all'assistenza ogni anno in Italia sono 530.000 e riguardano l'8% dei pazienti ricoverati in ospedale. A scriverlo sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, parlando di quanto accaduto all'ospedale Papardo di Messina, dove sono 2 le sale operatorie sequestrate. Nessuna intenzione di parlare per adesso da parte dei vertici dell'azienda, anche perché nella struttura ospedaliera della zona nord di Messina è una giornata particolarmente intensa. In mattinata la seconda ispezione dei tecnici per ulteriori prelievi ed analisi nelle sale operatorie sequestrate e poi l'interrogatorio della direttrice generale con i magistrati della procura che stanno seguendo le indagini. L'unica frase lontano dai microfoni della manager Catena Di Blasi dopo un saluto ad un convegno è stata: non siamo in silenzio, stiamo lavorando e parleremo a tempo debito perché l'azienda sta operando per riaprire. Un vero e proprio laboratorio per la modifica delle armi con macchinari e strumenti di ogni tipo. I finanzieri di Palermo l'hanno scoperto in un garage sotterraneo al villaggio Santa Rosalia e hanno arrestato un uomo che era in grado di assemblare e modificare qualsiasi arma da fuoco mettendola a disposizione della criminalità. Sequestrate 14 armi, proiettili, silenziatori e caricatori. Negli ultimi mesi anche giovanissimi hanno avuto a disposizione armi che sono state utilizzate nel corso di risse scoppiate nei luoghi della movida. A Messina vanno giù le baracche del rione di Taormina in uno stato di degrado da 20 anni. Era la seconda baraccopoli della città e ci vivevano oltre 400 famiglie. Anche questo è il risanamento a Messina. Aree, baraccopoli piene di rifiuti, ricettacolo di immondizia, degrado. Il subcommissario per il risanamento Marcello Scuria mostra il retro delle baracche di via Taormina a Messina, casette che stavano lì da 20 anni in attesa di una demolizione. Nel frattempo qualcuna veniva rioccupata e poi sgombrata, un'area strategica a Gazzi di fronte allo Stadio Celeste che poi consentirà di collegare la zona sud con la via del mare. Anche questo è il risanamento perché anche qui ad una situazione di degrado conclamata sotto gli occhi di tutti vediamo di restituire bellezza oltre che risanare un'area importante. Legno, Eternit, materiale ferroso, c'era di tutto, 60 giorni di tempo per completare i lavori, la demolizione di una decina di baracche e gli interventi di pulizia in tutta l'area interessata, la seconda baraccopoli della città per estensione con oltre 400 famiglie. Noi spesso abbiamo sentito parlare
sempre di fondo fucile, ma fondo fucile in fondo aveva soltanto 100, per carità una grande baraccopoli, ma 135 baracche, qui sono 411, quella più grande in assoluto poi è a Ritiro dove sono 75.000 metri quadrati, lì dovremo lavorare a un censimento aggiornato che in questo momento non abbiamo. Dicembre è il mese delle feste e puntualmente arriva il caro voli per raggiungere l'isola, un problema non solo per i siciliani ma anche per il turismo. Marco Gullà. Puntuale come ogni anno. Il mese di dicembre in Sicilia è anche sinonimo di caro voli. Sì, perché nonostante gli interventi del governo regionale, molti siciliani che vorranno tornare nell'isola in occasione delle festività natalizie dovranno pagare un conto salato, ovvero il biglietto aereo. Tutto ciò rappresenta anche un danno per il turismo. Molti possibili visitatori potrebbero cambiare itinerario per avere un prezzo più vantaggioso e preferire quindi altre mete. Una volta costavano la metà, si può dire. Oggi una famiglia non se lo può permettere perché una volta che costano il doppio, 4 persone, 3 persone, è impossibile che prendano un volo e rinunciano. E per noi è un danno enorme perché arriva un quarto delle persone degli altri anni. Questa è una delle tariffe più vantaggiose se da Milano si vorrà raggiungere Palermo prima di Natale e andare via dopo Capodanno. Un po' tanto sì. Perché dovrebbero abbassare secondo me i prezzi. Molta gente addirittura rinuncia a ritornare per le feste. Sì. Già dal 15-20 di dicembre le tariffe sì, anche se il biglietto si dovesse fare 2-3 mesi prima, quel periodo è cosiddetto blindato, si deve, tranne che non si prendono voli molto scomodi, se del mattino 10 di sera, ma comunque sono sempre tariffe alte. Il governo regionale ha messo in campo alcune strategie, sconti per i residenti siciliani e anche un treno low cost in partenza dal nord verso il sud in concomitanza delle feste. Basteranno a fronteggiare quello che ormai è un problema atavico per tutti i siciliani? Sempre in tema, l'antitrust proroga al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna. Lo si legge nell'ultimo bollettino dell'Authority. Sant'Agata, segno di speranza e libertà, il tema conduttore della festa della patrona di Catania edizione 2025. Tante le novità, ce le spiega Delade Barbagallo. Sant'Agata, segno di speranza e testimone di libertà. Questo è il tema della festa della patrona di Catania del prossimo febbraio. Speranza perché si può uscire da tutto ciò che degrada l'uomo. Libertà perché per uscire da tutto questo dobbiamo avere la forza e un motivo per liberarci. Attendere che qualcuno ci dia una mano, ma volerlo fortemente anche noi. Una festa che vuol coinvolgere sempre più i giovani, a cui farà da preludio il 29 dicembre l'apertura in cattedrale dell'anno giubilare, che vedrà l'arrivo a Catania da Venezia delle reliquie di Santa Lucia. In contemporanea sarà esposto anche il busto reliquiario di Sant'Agata. In circostanze diverse hanno saputo dire l'importanza della fede per la vita, una fede che non può fare compromessi con l'illegalità e con la mafia. Tante le novità della festa edizione 2025, il premio dell'Arcidiocesi che sarà consegnato a testimoni credibili di speranza e libertà, un convegno internazionale di carattere storico su Catania religiosa e civile, una mostra a Londra. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, celebrerà il pontificale del 5 febbraio. A salire sulla carrozza del Senato anche quest'anno non sarà il sindaco trantino, ma 3 ragazzi che avranno vinto il concorso Catania è Casa. È anche l'occasione per incoraggiare i nostri giovani a partecipare alla campagna, in questo caso di comunicazione Catania è Casa. Alcuni spettacoli si svolgeranno all'Anfiteatro Romano, il concerto della sera del 3 febbraio e poi ancora concorsi, pellegrinaggi, tutti eventi che mirano a coinvolgere i giovani. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare di un'iniziativa che riguarda i padri separati e che gli consente di accogliere una stanza in cui potranno anche ospitare i propri figli. A tra poco. A
Catania nasce una casa per accogliere i padri separati in difficoltà. A metterla in piedi il vincenziano padre Sirica, che dice qui potranno ospitare i loro figli. Giussi Lazzara. I padri separati non hanno uno spazio dove poter incontrare i propri figli, se no la Villa Bellini, il McDonald's o altri luoghi stando insieme ad altre persone. In queste stanze ancora vuote ma piene di luce, i papà separati in difficoltà potranno accogliere i loro figli. A Catania nasce la prima casa vincenziana in Italia, voluta da Papa Francesco fra le 13 realtà presenti in tutto il mondo. Nell'ex monastero Pio IX, in pieno centro, al primo piano all'interno della corte, 5 le stanze, una cucina, una lavanderia e una sala da pranzo. Non mancheranno gli spazi all'aperto per far giocare i bambini. La difficoltà, la fatica di poter dialogare con i propri figli, di avere uno spazio per stare con loro, perché alcuni vivono nelle macchine, alcuni ci hanno detto che vivono in cortili di aziende, di fabbriche, così per avere uno spazio più sicuro almeno la sera. Con Abba Padre si realizza un altro tassello nel mosaico del progetto più ampio della Agorà della carità. Non ci sarà solo accoglienza, ma anche una possibilità lavorativa, perché dovrebbe nascere una casa per ferie per turisti, quindi dare lavoro a 8-10 persone, così come la caffetteria. La Casa Lumière per ragazze vittime di violenza, la locanda del Samaritano per i migranti italiani in difficoltà e il gruppo appartamento, queste le realtà concrete che vanno sostenute. Siamo agli spettacoli. Svelati ieri i nomi dei 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo. A rappresentare la Sicilia sarà Marcella Bella, l'artista catanese che da poco era uscita con un album dedicato proprio all'Etna. Eva Spampinato. Marcella Bella. Sarà Marcella Bella a rappresentare la Sicilia al prossimo Festival di Sanremo 2025. Dei 30 big in gara annunciati da Carlo Conti in diretta TV, l'unico nome siciliano è quello della cantante catanese, in quota evergreen, rappresentante della grande tradizione musicale italiana. Per Marcella Bella questa sarà la 9ª partecipazione al Festival della canzone italiana, dove debuttò nel 1972 con il brano Montagne Verdi. Montagne verdi e le corse di una bambina. Nel 1986 salì sul podio del festival con Senza un briciolo di testa, brano che la fece piazzare terza dietro 2 giganti come Eros Ramazzotti e Renzo Arbore. L'ultima partecipazione risale al 2007. Dopo 6 anni di fermo discografico, Marcella Bella è tornata da poco con Etnea, un album 10 inediti divisi in 2 segmenti, vulcanica e lavica. Il ritorno di una signora della musica italiana ha avuto come spinta esplosiva quella dell'Etna, vulcano che la rappresenta e chissà che non le farà fare scintille laviche anche sul palco dell'Ariston. Fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, vittoria a scacciacrisi per il Palermo che ieri al Barbera ha piegato 2-0 lo Spezia, rosanero che adesso vanno alla ricerca della continuità. Marco Gullà. Fine dell'incantesimo, il Palermo torna alla vittoria contro una squadra che non aveva mai perso, che aveva la migliore difesa del campionato e che era arrivata al Barbera con 12 punti in più. 2-0 allo Spezia e 3 punti vitali per la compagine rosanero in vantaggio con Banica nel primo tempo, poi nella ripresa su colpo di testa di Ceccaroni l'autogol dei Liguri. Una prestazione decisamente positiva quella offerta dagli uomini di Dionisi, sempre sul pezzo e ordinati come non mai. Una bella partita tra 2 squadre che sono state intense, che hanno messo le loro qualità. Noi abbiamo nel primo tempo pareggiato le loro qualità a livello di intensità, di aggressività, di seconda palla e al tempo stesso siamo stati qualitativi e infatti ci siamo ritrovati da subito ad attaccare, da subito a creare occasioni. Siamo stati bravi a passare in vantaggio perché avevamo sprecato un po' di situazioni o comunque eravamo stati un po' imprecisi, un po' poco fortunati. E in effetti il Palermo ha creato tanto, soprattutto nel primo tempo, con il portiere dello Spezia Gori miracoloso in un paio di circostanze, prima su Ceccaroni, poi su Henry, poi la capocciata di Banica a legittimare il dominio dei siciliani. Partita importantissima, anzi molto importante. Estremamente importante perché vincere oggi dopo la prestazione che avevamo fatto con la Sampdoria la settimana scorsa
vincere in un modo così convincente, senza subire gol, con questa grinta, rende il tutto più entusiasmante. Per cui dobbiamo continuare così, sono anche contento per il mio gol personale. Al Palermo adesso manca la continuità. Sabato tappa importante, Rosanero alle 15 a Carrara contro la Carrarese. Cammino fino ad ora deludente per il Catania, con i rossazzurri frenati dagli infortuni e capaci di sprecare occasioni in serie. Domenica c'è un'altra chance in casa del Taranto, ultimo in classifica. Marco Carli. Il Catania delle occasioni sprecate si guarda indietro, ai punti persi con Latina, Messina e da ultimo con la Cavese, ad alcuni tempi regalati come a Foggia e soprattutto a Crotone, ma deve necessariamente guardare al futuro, come lo dice Toscano. Li ho visti incazzati perché volevano regalare questa vittoria al nostro pubblico e a loro stessi, perché sapevano che venivano da 2 partite dove avevano fatto 2 grandi prestazioni. Nel secondo tempo con la Cavese, fra il calo per mezz'ora e il forcing finale con varie chance sbagliate, restano anche gli ingressi di Sturaro e di Guglielmotti, le disponibilità di De Rose e Ierardi, con lunetta da verificare per la prossima. Non ci sarà Anastasio a Taranto squalificato, ma almeno il tecnico potrà contare su qualche alternativa in più che si allenerà per l'intera settimana. Sole 7 reti segnate in casa, il senso di qualcosa di incompiuto che va avanti dall'estate scorsa. In trasferta la vittoria manca invece da quasi 2 mesi. A Taranto, contro l'ultima in classifica battuta dalla Juventus Next Gen nell'ultimo turno, un'altra occasione, l'ennesima, da provare a non sprecare, in attesa di chiudere l'anno solare e capire cosa sarà necessario fare e cosa si potrà fare a gennaio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.